Certo che è proprio vecchia ma chissà se il 118 serve per me o parela fuorina. Demo dai! Guarda Franco dove è la mia bicicletta. Ma me l'ho trovata al Genoa. L'ha comprata mio papà dall'ex sindaco di Sale del Sole 45 anni fa. Ascolta, e dove mai la portà la bici del sindaco? Contra Albaro di Sale del Sole. Questa è Corte Schiavone, prende il nome dalla villa che pensate risale al 1628 e testimonia la presenza di questo antico borgo, questo podere di 200 campi, condotti a mezzadria, pensate, fino agli anni 70. E quelle che un tempo erano le stalle costruite intorno al XIX secolo, oggi c'è l'agriturismo, dove viene proposta la cucina tradizionale di questo posto, quindi gli animali da cortile, la polenta, gli insaccati, la pasta fatta in casa. Luciano, cos'è che è lì dentro? La stortina sarebbe il salame piccolo storto. È tipico della Bassa Veronese. Della Bassa Veronese. Cos'è sta roba bianca qua? Questo è il lardo che serve per conservarla per tutto l'anno. Anche di sta? Anche di sta, però mantenendola a una temperatura che non si deve fare il lardo. Diciamo. Se no diventa arancio. Se no diventa arancio. Fin qua la tradizione, valido motivo per venire a Salizzole. Però in questo agriturismo si è deciso di puntare anche sul fine pasto, ovvero gli infusi a base di liquirizia, il limoncino, il caffè e tante altre chicche, frutto della passione della mamma Silvana. Com'è nata sta passione? Anche assaggiandoli sono più buoni di quelli che compri. Ma chi le ha insegnato? Diciamo, da piccola i genitori, che avevano anche i nonni, i zii, perché era una famiglia molto allargata. Coltivavamo bietole, erba medica, frumento, polenta e così, e avevamo anche, diciamo, queste piante che la menta spersa nelle campagne, le more, fragole. Con questa la nonna, la mamma, diciamo, facevamo questi liquori. Sono davvero tanti i gusti che vengono preparati qui. Un infuso mi ha particolarmente incuriosito, quello alla liquirizia. Come lo fai? Allora, la liquirizia viene presa, la liquirizia, diciamo, pura. Viene fatta bollire con dell'acqua e con lo zucchero. Una volta raffreddato il tutto, si aggiunge dell'alcol, 95 gradi, e poi viene imbottigliato. Questo si lascia maturare per 5-6 mesi e dopo 5-6 mesi è pronto per essere bevuto. E questa è tutta la famiglia allargata, un po' come nei tempi della mezzadria, vero? Però la moda è sempre quella di 40 anni fa. Beh, meno male però era. Sì. Secondo me, se qua non viene la Silvana, non sono avanti. Salute, Cici, ragazzi, grazie alla famiglia Mantovanelli, continuate a rimanere con noi. Questa è la liquirizia. Che limoncino era? Sì. Boh. Sì,